La foresta del Cansiglio è uno degli ultimi scrigni di natura selvaggia rimasti nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana. A triangolo tra Belluno, Treviso e il Friuli Venezia Giulia, questa foresta ospita decine di specie diverse, tra cui il lupo. Assieme al fototrappolaggio Treviso abbiamo voluto capire quali sono i comportamenti di questo animale e se sia veramente pericoloso averlo così vicino a casa. Qui ci sono delle realtà che in giro non ci sono, ma penso che in Italia non ci siano delle realtà come qui in Cansiglio, credo, no ragazzi? Sì, sicuramente. Sì, penso sia, a parte il numero di cervi che è spropositato, anche l'ambiente stesso. Anche l'ambiente e tutto. Cosa lo rende così unico? Ma forse perché non lo so, un'oasi proprio fuori dal comune. Montagna aperta, una vallata chiusa in mezzo. I boschi dove Sì. si riposano, sì. Boschi dove si riposano, gli animali non sono disturbati e quindi si è creata un pochettino questa magnifica area. Particolare anche per il fatto che non ci sono corsi d'acqua, eppure ci sono tantissime specie di animali che qua abitano, appunto dai cervi ai lupi, volpi, lepri, insomma, Tassi, senza contare tutti i volatili poi che... tetraonidi, perché ci sono anche tetraonidi, un po' difficili da trovare ma ce ne sono, e uccelli, tantissime specie, sì è un Una ambiente grande particolare. è biodiversità. una gran biodiversità, sì. Ecco, questa è una cena del lupo. Come dicevo prima, il problema è qui è che non tutti, ma tanti, hanno un po' paura del lupo. C'è chi inventa anche storie che se li ha trovati davanti casa, chi dice di essere passato in macchina e gli hanno mostrato, ma sono tutte fantasie che inventano perché magari sono gente che ha qualche attività o qualcosa che è comprensibile e dice un po' queste cose qui, ma il lupo insomma in teoria poi non si sa mai, ma non dovrebbe attaccare l'uomo, dovrebbe scappare. E cosa vuoi? È la natura comunque, è casa sua e ha anche lui il suo diritto di vivere. Sbaglio? Assolutamente no. No, assolutamente. Una convivenza si può raggiungere, penso, anche perché è molto importante per l'ecosistema qua su. Oltretutto non c'è un'attività venatoria, non c'è nulla che riguardi e il lupo fa la sua bella selezione, insomma è una catena alimentare. Importante poi anche per il sottobosco stesso, cioè permette anche i disastri che erano successi nell'ottobre del 2018 con anche qua tanti alberi caduti, anche la riforestazione stessa della zona qua del Cansiglio, il lupo può dar lo stesso una mano uccidendo appunto un cervo, un daino che appunto fanno tabula rasa di queste giovani piante che magari o vengono piantate o stanno per nascere, insomma, quindi si rileva utile per il bosco, ecco, la presenza di questo predatore. Io dalla mia piccola esperienza ho visto che la maggior parte di riprese sono state fatte dai cervi. Più Buon raro 80 sicuramente il lupo. Sì, un buon 80% è il cervo. E Abbiamo qualche daino, sì. volpi, lepri, tassi. Gatti domestici. Gatti domestici. Ah, sì? Qualche gatto sì, ma vengono eliminati, vedo immediatamente. C'è invece qualche cane che gira libero, quello potrebbe dare un po' fastidio, insomma. E lì sì diventa pericoloso. Potrebbe diventare anche non lo so questo, forse un po' più pericoloso anche per l'uomo, poi vai a capirlo te se è vera la cosa o non è vera. Veniamo su anche di notte con visori notturni, visori termici, con la speranza sempre di riuscire magari a vederli realmente da vicino, poi il massimo sarebbe trovarseli di giorno e riuscire a vederli proprio bene. E quella è la speranza, però non è facile, insomma. Non è facile perché in teoria dovrebbero scappare prima quando ti sentono. Qualcuno comunque li ha visti, qualcuno è riuscito a vederli, non hanno creato nessun problema, si sono guardati e il lupo se n'è andato per i fatti suoi, con molta calma e tranquillità si è allontanato, quindi nessuno ancora è stato mangiato. Il lupo può insegnarti anche a vivere un pochettino, un po' nella gerarchia che forma nel suo branco, il lupo puro proprio parlo, non di ibridi, ognuno ha il suo compito, c'è il predatore, c'è quello che studia gli attacchi, c'è i branchi più grandi
alcuni animali che proteggono ad esempio la femmina, stanno sempre attaccate alla femmina durante la gravidanza e durante il parto, vanno ad accudire i piccoli, fa una grandissima selezione, perché se sono già in sovrannumero e nascono degli animali che non sono forti e sani per il branco, vengono proprio eliminati dalla madre alla nascita. Molti pensano che il bosco di notte sia pericoloso, invece è più pericolosa la città, anche basti leggere i giornali, no? Sì, assolutamente. Sì, L'unica assolutamente. cosa pericolosa del bosco di notte è dove metti i piedi. O perdersi. O perdersi, O la nebbia. O la nebbia e perdersi, cosa che mi è capitata 2 settimane fa. E non trovavo l'uscita e dopo un po' gira e rigira l'ho trovata, c'era un po' di nebbiolina e cercavo qualche angolo dove mettere una fototrappola, gira a destra, gira a sinistra, ho perso un po' l'orientamento e Cosa che i collaboratori hanno usato per prendere in giro Giuseppe. comunque no, ma anche questi lupi dicono che troppe cose che non sono assolutamente vere. Il lupo non attacca l'uomo, poi mai dire mai, però Beh, poi magari si trova. più di un secolo che non succede in Europa un attacco. Il lupo sì. Poi magari nei sai, confronti se si dell'uomo. trova costretto, che lì c'è un burrone e tu sei qua e lui è l'unica via di fuga a passare da te, allora può essere che magari qualcosa possa succedere, ma in genere se lo vedi ti guarda e poi lui va per la sua strada, non ti crea problemi. Oltretutto con tutto il mangiare che hanno qua, hanno sempre la pancia piena, insomma. Sì, poi nel bosco sempre entrare con rispetto per gli animali che ci sono, perché Certo. comunque A che casa siano loro. cervi, daini, lupi, volpi, qualsiasi animale che comunque abita il bosco, sono loro gli abitanti del bosco. Noi entriamo come ospiti, quindi di conseguenza dobbiamo comportarci da bravi ospiti, insomma. Quindi sarebbero anche da istruire, diciamo, i visitatori della domenica, diciamo. Ma sicuramente sì, diciamo qualcuno, non tutti ovviamente, ma però insomma sapere che insomma il bosco sì è di tutti, però comunque principalmente degli animali e di chi ci abita, quindi loro. E insomma entrare un attimino di attenzione, di riguardo per Rispetto. rispetto. Basterebbe avere rispetto, insomma. Sì, assolutamente.